Buonasera, benvenuti al Padre Paolo, terza 1 di playoff Serie A tra Sandro Papa Calciopper e la L84 Torino. Andiamo a presentare le squadre per la L84 Torino, con il numero 23 Victor Lopez, con il numero 28 Gabriele Rodriguez, con il numero 6 Tuli, con il numero 7 Cortini, con il numero 8 Siera, con il numero 9 Alberti, con il numero 10 Cinquecito, con il numero 17 Cuzzolino, con il numero 18 Teo Oliveira, con il numero 20 Sala, con il numero 27 Ezzi e con il numero 80 Raguso, allenatore Diego Rios. Per la Sandro Papa Calciopper, con il numero 1 Petriello, con il numero 2 Galletto, con il numero 3 Canarino, con il numero 6
Pala del Mauro di Avellino, gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, Serie A quinto, stanno facendo il loro ingresso in campo. Sandro Abate ed L84 Torino inizia finalmente la corsa verso il tricolore da Raffaele De Chiara, benvenuti. Il saluto dei protagonisti in campo ai nastri di partenza, questa fase finale di una stagione di futsal intensa che avrà sicuramente ancora tanto da dire. Il cerchio playoff in ogni caso si chiuderà entro il 30 giugno, data in cui si giocherebbe eventuale gara 3 della finalissima. La Sandro Abate ha chiuso la regular season alla 7ª posizione con 36 punti, dei quali 26 in casa, 11 le vittorie fra le mura amiche per gli irpini. Una stagione positiva per le ambizioni della società, centrato l'obiettivo playoff senza troppi giri di parole, 101 gol segnati in totale, il miglior marcatore è stato Gennaro Galletto, 20 firme stagionali per l'Universale, classe 93. Arriviamo a questa gara male, con una squadra decimata da squalifiche, ma questo deve trasformarsi in una chiamata per il grande pubblico di Avellino. Deve essere una battaglia sportiva. Aveva parlato con queste parole alla vigilia il capitano Massimo Abate, squalificato, così come Dimas e Alex tra i suoi. Dall'altra parte c'è la L84 Torino che arriva dopo una regular season importante a questa finestra playoff, secondo posto in classifica per i piemontesi con 61 punti, soltanto una lunghezza, pensate, dai bicampioni della Cove Meta Catania. Stagione assolutamente da incorniciare per i torinesi, miglior difesa del campionato e terza forza in attacco di tutta Italia, 15 gol personali in campionato per Cuzzolino e Capitan Iosico. Ha parlato così invece il laterale classe 96 Giuliano Fortini. In casa loro è sempre complicato, ha detto, aspettiamo questo momento da oltre un mese, tanta la voglia di metterci alla prova. Le foto di squadra in casa Sandro Abate, ancora qualcosa da dire ai suoi invece per mister Diego Rios e l'84 che da queste parti ha già vinto quest'anno sia all'andata qui al Pala del Mauro, era finita 2-4 per i torinesi, decisiva la doppietta di Fortini dopo i gol di Rescia e Cuzzolino. Dall'altra parte aveva provato 2 volte a riaprire il match Lolo Suazo, 2-2 per i piemontesi che conquistarono tra l'altro anche i 3 punti tra le mura amiche, 5-3 al ritorno in Piemonte, quei gol di Sicheira, Salas, Lopez e doppio Rescia. Per la Sandro Abate invece erano andati in gol Galletto 2 volte e Maltauro. Gara 1 dunque che sta per iniziare, foto di squadra anche per la L84. La seconda sfida della serie si giocherà ovviamente al Palamaggiore di Leini, la casa della L84, questo venerdì 12 giugno alle 20:30. Eventuale gara 3 invece si disputerebbe ancora in Piemonte domenica 14 giugno. La società verdenera però ha già comunicato che per indisponibilità strutturali il match risolutivo si giocherebbe al Palasport di Biella. Gli arbitri per quest'oggi sono Angelo Bottini di Roma 1, Matteo Ottaviani di Trieste, Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia, al crono Emilio Viviani di Nocera Inferiore. Ancora qualche dettaglio da limare, si posiziona nel frattempo Ducci in casa Sandro Abate fra i pali. Stanno per iniziare sugli altri campi, tra l'altro anche le 2 altre sfide in programma per questa sera. Lo Sporting Sala Consilina affronta il Napoli, lo Sky Match invece è Feldi Eboli contro Roma domani alle 15 per chiudere l'appuntamento con gara 1, Came Treviso e Cove Meta Catania Bricositi. E dunque davvero quasi tutto pronto per iniziare. Dicevamo Sandro Abate decimata dalle squalifiche, indisponibilità anche di Darici fino alla vigilia, un lutto grave per il numero 23 che invece scende comunque in campo. È iniziata con il fischio del direttore di gara, Sandro Abate L84. È partita la corsa verso il tricolore con la prima occasione per la formazione ospite che non riesce a concretizzare, poi prende un colpo evidentemente duro perché si accascia Victor Lopez in casa L84. La ripartenza, probabilmente il colpo è arrivato da parte di Luccio, con ovviamente la caratteristica non scontata dell'involontarietà. Se la prende comunque, gliene va a dire 4 qui Fortini. Ancora giù l'estremo difensore, partito oggi titolare per la L84. Arbitri immediatamente a colloquio con le formazioni. Si interrompe praticamente subito la sfida, davvero qualche istante dopo essere iniziata. È andato giù qualche istante fa Victor Lopez dopo il colpo subito da Antonio Di Luccio.
si tocca all'altezza del volto l'estremo difensore della L84. Quest'anno 11 presenze per il portiere classe 1990. Si deve impegnare subito dunque l'equipe arbitrale, composta quest'oggi da 3 arbitri di campo, più chiaramente il cronometrista Viviani. Sembra immediatamente pronto a dargli il cambio in panchina, scalpita Kaique Rodriguez, portiere classe 2002, 15 presenze in campionato per il numero 28, che si appresta immediatamente ad occupare la propria porta a protezione dei propri pali. Si gioca, immediatamente chiamato in causa Everton sull'out di sinistra. Fa buona guardia qui Giuliano Fortini, che si rifugia in out. Si ripartirà dal calcio d'angolo in favore della Sandro Abate. Sul punto di battuta c'è Galletto, che propone a rimorchio per Everton, che trova la conclusione, la prima per la Sandro Abate di quest'oggi. L'opposizione giusta del portiere, palla in out. Galletto stavolta prova a scavare per Darici, che si coordina, non ha trovato l'impatto pulito con il pallone il numero 23. Nulla di fatto, quindi si riparte dalla rimessa dal fondo, di cui si incarica ovviamente Kaique Rodriguez, appena entrato al posto di Victor Lopez. Si gioca Fortini, lo scarico per Liberti, chiamato in causa anche Salas, che si riappoggia senza però trovare i centimetri giusti per servire Siqueira. È stato un tema alla vigilia effettivamente la preparazione non tanto atletica quanto psicologica, attitudinale per giocare una partita così importante. Un tema che chiaramente ha riguardato non soltanto i protagonisti in campo qui al Pala del Mauro di Avellino, ma anche ovviamente tutte le altre formazioni impegnate questa sera o al massimo domani alle 15 nelle partite inaugurali di questi playoff scudetto, la 42esima edizione. Galletto stavolta prova a scavare verso Everton, si deve intromettere in questa trama di gioco Liberti, lo fa bene il classe 95, 8 gol in campionato per il numero 9. Si ripartirà ancora una volta dalla rimessa laterale, non è ancora trascorso il primo minuto effettivo di gioco. Everton, l'appoggio all'indietro, Ducci, la ricostruzione con molta calma della Sandro Abate, che prova a rendersi pericolosa in avanti con Darici, che provava a dare fastidio nei limiti della regolarità qui a Kaique Rodriguez. Palla che esce, l'ultimo tocco è del 28 dell'84. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo, o meglio dalla rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Everton sul punto di battuta, Galletto, è un velo, stava per proporsi, o almeno questo era quello che aveva pensato Gennaro Galletto. Darici alle sue spalle, non è arrivato il movimento del numero 23. Si riparte dunque dal possesso dell'84 con l'ingresso soprattutto di Capitan Yosico. Liberti, Salas, Siqueira si appoggia, Yosico, lo scarico ancora una volta dove c'è Liberti, che prova a puntare l'uomo, non riesce a saltare Galletto. Palla in out. Liberti ancora una volta sul punto di battuta. Siqueira all'indietro per Rodriguez, prende metri il numero 28, si appoggia centralmente da Yosico, che non si trova qui con Francesco Liberti. Si ripartirà ancora una volta dalla rimessa laterale, ancora sul punto di battuta c'è Gennaro Galletto. Inizia con ritmi abbastanza alti il match davanti a un Pala del Mauro particolarmente gremito, che ha risposto dunque alla chiamata di Capitan Abate, uno degli indisponibili out per squalifica della Sandro Abate. Nel frattempo Cuce Benemello, che prova dentro a disegnare una traiettoria dove poteva arrivare Galletto, che nel frattempo è costretto a ripiegare perché riparte l'84 ancora una volta senza trovarsi bene a centrocampo. Palla che esce, un po' di confusione in questa fase. Abbiamo rivisto intanto l'occasione che non si è concretizzata, neppure la ripartenza della L84. Si gioca Ducci, palla in avanti, intercettata di Luccio sul pallone.
prova con il tacco ad andare via. Everton arriva su questa palla complicata. Rodriguez prova in mezzo al campo a servire e a liberare bene Tuli, che va da Josico, palla che esce. Superato completamente secondo l'arbitro a 2 passi la linea laterale. La sfera a rimbalzo controllato. Ducci per ripartire, prova a scavare Ducci, in realtà è una conclusione verso la porta. Riconsegna un nuovo possesso direttamente all'estremo difensore della formazione ospite, l'84, che fa fare il suo esordio questa sera anche a Leandro Esteban Cuzzolino. Gioco spezzettato in questa fase. 17:29 sul cronometro, effettivi al termine del primo tempo. Appena
match invece fra Feldieboli e Roma dice ancora 0-0. Calcio di punizione, Tuli, è uno schema, dall'altra parte aspettava palla Cuzzolino, Galletto però ha capito tutto in anticipo, prova a superare il raddoppio, non riesce però nell'intento il numero 2 della Sandro Abate, triplicato dalla marcatura avversaria. Si riparte, Cuzzolino scaraventa via, Mello sulla traiettoria, prova a sporcare da Ricci, poi la palla si autopulisce per Salas che prova la conclusione senza trovare la porta. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo in favore della Sandro Abate. Nel frattempo rivediamo qui l'occasione per Salas, si ritorna in campo con Galletto che non riesce nell'aggancio, ha provato a indirizzare uno stop a seguire con il petto dal quoziente di difficoltà importante, non è riuscito a completare questa sorta di disimpegno. Tuli, Cuzzolino, e ancora la verticalizzazione. Lo spartito in casa L84 è pressoché simile in ogni inizio azione dal basso. Nel frattempo Maltauro con la testa prova a proporre al centro dove non può arrivare nessuno dei suoi. Aveva fatto comunque un buon lavoro qui il numero 9. Pallone immediatamente rimesso in gioco. Iosico, 6:34 sul cronometro di questo primo tempo. Tuli prova a puntare l'uomo, poi rientra, ma Maltauro fa un buon lavoro in fase difensiva, un 2 contro 2, Galletto e Darici contro Cuzzolino e Iosico si mette in proprio qui il 23, non trova però né una deviazione né la porta avversaria. Rivediamo qui l'azione da solista di Darici, non c'era evidentemente lo spazio per calciare da una posizione tra l'altro anche molto defilata. Si riparte, possesso L84, Iosico, Tuli, punta l'uomo, si riappoggia, Cuzzolino, un po' di spazio per calciare, Galletto intercetta, poi errore qui, praticamente serve Iosico, il numero 2 della Sandro Abate. Adesso lascia perdere un po' di spazio anche all'ingresso di Alexandre Maltauro. Gennaro Galletto in campo, è tornato anche Capitan Botta, capitano in campo chiaramente dopo la squalifica di Massimo Abate. Rientra subito anzi Galletto. Rimessa laterale che trova la deviazione e si trasforma in calcio d'angolo. Botta sul punto di battuta, prova a servire Maltauro. C'è Salas da quelle parti, vediamo l'ultimo tocco di chi è del numero 20, è di Van der Salas. Ancora angolo, no, fallo laterale. Botta sul punto di battuta, palla per Galletto che se la sposta sul mancino, il gran lavoro di Tuli in copertura. Darici, Botta, l'assist ancora per il numero 2, Galletto, tiene lontano l'avversario. Poi pulisce un pallone dove però non può arrivare Darici e regala il possesso alla L84. Iosico, la ripartenza, la sportellata alla 3/4 della Sandro Abate di Galletto a Tuli, tutto regolare. Iosico, Cuzzolino, Salas, Maltauro, ancora Salas, Botta per allontanare, Iosico ancora. Prova a giocare anche un po' con il cronometro il capitano. L'assist dove poteva forse arrivare Cuzzolino. Sandro Abate che si riappropria della sfera con Ducci che non riesce a lanciare Darici. E nel frattempo arriva anche l'arbitro a chiarire il battibecco di qualche istante fa fra Galletto e Tuli. Ancora 2-0 dunque il risultato al Pala del Mauro dopo i gol di De Oliveira prima e di Raguso poi.
che fin qui stanno chiaramente decidendo il match. Tuli. Cuzzolino. Palla all'indietro, prova a chiudere un triangolo complicato. Qui Rodriguez riesce a trovare un compagno. Palla che esce. Si riparte, si ricomincia da Ducci. 4:37 sul cronometro di questo primo tempo. Galletto scava, Everton con la testa, sporca soltanto, poi Salas pulisce con la classe di chi lo sa fare questo mestiere. Van der Salas ha provato anche a concludere l'azione. Palla ancora viva, Josico per Cuzzolino, nulla di fatto. Aveva pulito un pallone molto complicato Van der Salas, ha provato poi anche a concludere l'azione con il tiro verso la porta, senza però riuscire a ingannare Ducci, che nel frattempo era rimasto vigile da quelle parti. Non riesce a uscire qui la Sandro Abate, pressing evidentemente fatto con i tempi giusti da parte dell'L84. Applicata ogni possibile via d'uscita per gli avellinesi, padroni di casa, che sono sotto 2-0 in questa gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto di Serie A quinto. Raguso, De Oliveira la lascia lì, aveva fatto tutto bene qui la L84. Liberti non ha trovato il mancino pulito verso la porta. Botta qui litiga un po' col pallone, lo perde Raguso, prova ad approfittarne. Botta poi con esperienza lo tiene lontano. Mello prova a liberare con calma la Sandro Abate. Galletto tiene lontano un ottimo Liberti fin qui, poi la lascia lì per Everton, palla che però è uscita secondo l'equipe arbitrale. In quelle parti chiaramente primo e terzo arbitro. Liberti lascia la battuta di questo calcio di punizione, anzi di questa rimessa laterale, a Raguso. Ancora Liberti, ancora out, ancora rimessa laterale L84. Palla all'indietro dove stava arrivando Raguso. De Oliveira con tutta la calma del mondo si riappoggia dove c'è Rodriguez. Ancora per De Oliveira, se la sposta sul mancino il numero 18, poi scava ancora dove può, anzi dove arriva Raguso, che non trova la porta. Occasionissima qui per la L84. Everton, palla per Galletto, altro appoggio dove c'è Victor Mello, che trova, o meglio prova a trovare la verticale per Everton. Non può arrivare su questo pallone il 22. Poi De Oliveira cerca la coordinazione, non trova però l'incrocio a cui stava mirando. Nel frattempo abbiamo rivisto anche il gesto di Ducci verso i suoi compagni, a indicare evidentemente uno schema. Nel frattempo qui arriva il colpo duro tra Fortini e Rodriguez, che nel frattempo era uscito. Fortunatamente nessun problema fisico, era arrivato un po' di apprensione sulla panchina, colpo che era sembrato francamente molto duro. Si riparte dalla rimessa laterale, Galletto scava dove arriva Darici, la conclusione intercettata da Rodriguez. Mello protegge, Ducci per la ripartenza, serve direttamente Darici, sulla traiettoria però trova l'opposizione puntuale di Lucas Siqueira, universale classe 2000, 4 gol in stagione per lui. Galletto lo lascia lì ma capisce tutto in anticipo Liberti, e quindi altro possesso regalato alla L84. Rodriguez, Galletto con il petto sporca, Ducci per ripartire ostacolato, arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione, fallo ai danni di Antonio Di Luccio, che praticamente ferma la ripartenza Sandro Abate. Poteva diventare un'azione pericolosa per gli irpini, li vediamo. Nel frattempo qui la conclusione tentata da
Darici, centrale classe 95, ha provato il piattone sul primo palo, si è fatto trovare pronto Kaique Rodriguez, subentrato e stabilmente fra i pali dopo il colpo subito da Vitor Lopez nei primi istanti di questo match. Lo ha costretto almeno per questo primo tempo ai box. Da capire quale sarà la decisione di Mr. Rios. Del resto diventa complicato sostituire un portiere a fine primo tempo in una gara pesante e importante come questa. Eccolo Rodriguez che prova a scavare. De Oliveira, Ducci disturba, De Oliveira pulisce! Cosa si era inventato Julio De Oliveira? Non riesce a chiudere un'azione già scritta Siqueira. Rivediamo la magia con il tacco di De Oliveira che libera uno spazio letale per Lucas Siqueira, che non riesce a trovare la coordinazione adeguata. Nulla di fatto, si resta sul 2-0. Maltauro prova a pulire ancora una volta l'ennesimo pallone sporco arrivato dalle sue parti. Non riesce però a tenere la palla in campo. Siqueira che adesso deve farsi perdonare. Cuzzolino, l'appoggio per De Oliveira, anzi per Salas. Ancora Cuzzolino. Josico. Appoggio in avanti di Luccio. Palla per Darici che la commette grossa stavolta. Salas con un po' di spazio per calciare. Non riesce a trovare la porta. C'è la protezione di Luccio, funzionale. Nel frattempo arriva la sirena, il time out richiesto dalla L84. Ci si ferma dunque per qualche istante. Tutto pronto per ricominciare al Pala del Mauro, con la rimessa in gioco che spetta a Cuzzolino. Josico, un po' di confusione, in realtà è uno schema. Josico prova la conclusione, trova la deviazione di Victor Mello. Per calcio d'angolo. Rivediamo qui lo schema con Josico da parte di Cuzzolino. Calcio d'angolo già battuto che si chiude con una rimessa laterale dalla parte opposta. Josico all'indietro con l'esterno, si appoggia dove c'è Rodriguez. 30 secondi, qualcosa in meno alla fine di questo primo tempo. Vediamo se prova con l'ultima ripartenza la Sandro Abate, fermata tempestivamente con le cattive dall'L84. Ancora tentativo di ripartenza. Victor Mello, Everton, corsa all'indietro. Salas ostacola con il fallo. 16 secondi sul cronometro al termine di questo primo tempo. È rimasto giù Everton, evidentemente ha accusato un dolore all'altezza della coscia destra. Si tocca lì il 22 dopo il tocco giudicato falloso di Van der Salas. Buona partita fin qui del numero 20, laterale classe 97. 5 gol in stagione per l'ex Napoli. Ancora giù Everton.
necessario l'ingresso dello staff medico. Ghiaccio sulla parte alta del ginocchio destro. Rivediamo, sì, sul piede d'appoggio l'intervento di Salas, chiaramente involontario, che poteva diventare pericoloso per il 22 della Sandro Abate, che adesso dolorante lascia il posto a Maltauro. Dicevamo 16 secondi da quando fischia l'arbitro. Victor Mello sul punto di battuta. Di Luccio. Ducci in verticale per Maltauro, gran lavoro ancora in copertura di Siqueira. Nove secondi, fallo laterale da Ricci, scava dove arriva Mello, che prova a cercare la coordinazione giusta, trova però una traiettoria troppo alta. Sette secondi alla fine, Cuzzolino più lontano che può, dove c'è Ducci che rinuncia all'ultima ripartenza. E dunque fra Sandro Abate dell'84 al termine del primo tempo finisce 0-2, a tra poco per la seconda frazione di gioco.
Tutto pronto per ricominciare qui al Pala del Mauro di Avellino fra Sandro Abate dell'84. Il risultato dice 0-2 con i gol decisivi di De Oliveira prima, di Raguso poi. È iniziato il secondo tempo di questa gara 1. Nel frattempo si sono posizionati proprio accanto alla nostra postazione Abate ed Alex, su tutti i grandi assenti di questa sera assieme a Dimas. È rientrato invece nonostante il grave problema personale Darici. Ha provato immediatamente a rendersi pericolosa qui la Sandro Abate con Victor Mello, che ha provato a cambiare lato dove non poteva però arrivare Galletto. Possesso riconsegnato dunque alla L84, che non deve far altro che tornare a giocare sui ritmi del primo tempo. Ci prova qui con Liberti che scava per Cuzzolino, non riesce a trovare il suo numero 17, qui il laterale classe 95. Lo dicevamo anche nel primo tempo, 8 gol in stagione per Francesco Liberti, tanta quantità in mezzo al campo per il laterale. Iosico sul punto di battuta, Tuli, Rodriguez, Sbilenka qui. La traiettoria disegnata in avanti da parte dell'estremo difensore della L84, che nel frattempo si era fatto trovare in avanti per completare il triangolo. Mello prova a servire Everton, non riesce a mettere giù il pallone con il piattone, complicato questo aggancio da parte del 22. Iosico, Tuli, Liberti, ancora per Tuli che cambia lato dove può arrivare Cuzzolino, che però alla fine non ci arriva, con giusto un attimo di ritardo. Darici sul punto di battuta, Everton, Mello, ancora Everton che si trova bene con Darici, occasione Sandro Abate, Galletto! Eccolo il gol che riapre le danze al Pala del Mauro. Ha segnato Galletto, ha segnato la Sandro Abate, 1-2. Riaccorcia le distanze qui la formazione irpina, con Galletto che si prende la responsabilità di calciare verso la porta dopo un'azione disegnata benissimo dai padroni di casa. Con i giri giusti viene trovato Galletto, un po' di spazio per calciare, incastra questo pallone sotto l'incrocio Gennaro Galletto e riapre il match. Adesso è una sola lunghezza di distanza fra le due compagini. Nel frattempo qui ci prova con astuzia Tuli, trova però un gran Darici fin qui. Ancora ripartenza L84, Iosico prova ad andare via con astuzia, Mello si oppone anche con il fisico, la palla che esce, l'ultimo tocco però è stato di Victor Mello, secondo l'arbitro si ripartirà dunque dal fallo laterale in favore della L84. Funzionale qui la giocata di Iosico in fase di uscita. Tuli, la verticale, De Oliveira riceve, tiene lontano Mello, ancora De Oliveira, fa sportellate con il numero 8 avversario. Iosico per Cuzzolino, l'ultimo tocco è suo, si ripartirà dalla rimessa laterale in favore della Sandro Abate. È una touche perché è una rimessa laterale in zona d'attacco. Darici trova Everton che però è defilato e spalle alla porta, si riappoggia per Mello, palla dove arriva Darici, il gioco di suola, poi servito Galletto, lo scarico, anzi il tiro di Darici, deviato, poteva diventare una traiettoria insidiosa per Rodriguez che guarda la palla scorrere, palla in out. Rivediamo qui il tentativo da parte di Darici, deviato, traiettoria che poteva diventare ingannevole per l'estremo difensore. Everton si coordina ma non trova la porta, partita bellissima in questo accenno di secondo tempo. Rodriguez la rimette in gioco per De Oliveira, la colpisce lui con la testa, è arrivata però la deviazione da parte di Ducci secondo l'equipe arbitrale. Si riparte ancora con il possesso L84. Liberti si propone da pivot, De Oliveira che la lascia lì, aveva fatto tutto bene qui De Oliveira, Fortini con la coordinazione, con il mezzo collo, non ha trovato il destro vincente.
Vediamo l'occasione per la L84 con De Oliveira che fa bene il suo mestiere. 5 gol in 4 presenze prima di oggi per De Oliveira, che ha trovato il gol del momentaneo 1-0 qui al Pala del Mauro. Nel frattempo Galletto non riesce nell'aggancio a seguire, ci aveva provato con la coscia. Ancora Galletto, qui però è più astuto. Everton, ripartenza, Galletto prova a liberare il sinistro, trova il fallo di Liberti, ravvisato dal direttore di gara proprio lì a 2 passi. Sarà calcio di punizione in favore degli irpini. Il fallo è stato commesso da Francesco Liberti. Rivediamo qui la ripartenza con Everton, poi Galletto se la sposta sul sinistro proprio per mettere a disposizione di Liberti la gamba destra, che però è lontana dal pallone, e quindi se c'è un tocco c'è anche il fallo. Ha ragione qui Gennaro Galletto. Arriva il primo fallo cumulativo di questo secondo tempo ed è scritto nella parte del tabellone della L84. Galletto, rincorsa breve, in realtà lascia la battuta a Victor Mello, il sinistro di Mello e Maltauro ribadisce a rete e 2-2, la rimette sul livello del mare la Sandro Abate. L'astuzia di Maltauro, la giocata più classica di questo sport così bello, così meraviglioso di Maltauro, che si apposta lì sul secondo palo, pronto a fare il mestiere più antico del mondo. Il 2-2, Pala del Mauro che aumenta anche i decibel. Nel frattempo è arrivata una scintilla con Galletto da parte di un componente della panchina dell'L84. Dovrebbe essersi trattato di Lucas Siqueira, se non vado errato. Tutto giustamente placato dalla squadra arbitrale. Time out dunque, con una partenza importante da parte dei padroni di casa. Avvio shock invece per la formazione ospite, che si fa rimontare da 2-0 a 2-2 con i gol decisivi di Galletto prima, di Maltauro poi. Lo schema sul calcio di punizione che funziona con Victor Medo, l'abbiamo appena rivisto, e Maltauro che da quelle parti non può far altro che siglare il gol del momentaneo pareggio 2-2. Fine time out dunque, si ritorna in campo, si riparte ovviamente con il nuovo fischio di inizio sul punto di battuta. C'è De Oliveira e al Pala del Mauro si alza anche il coro. Si riparte De Oliveira, all'indietro Raguso, Liberti, Rodriguez prova a tornare dal suo pivot, trova però una traiettoria troppo lunga, inarrivabile per il 18. Mello si prende un rischio qui in uscita, Galletto prova a dargli una mano, De Oliveira prova a insistere in pressing, Galletto libera, la palla che non esce, Galletto tiene lontano l'avversario. Secondi importanti con l'ultimo tocco da parte di Gennaro Galletto. Fortini, sono trascorsi i 4 secondi utili per la battuta di questa rimessa laterale. Un po' di confusione in questa fase, perché Fortini rimane lì sul punto di battuta, perché la rimessa va ripetuta. Ancora Fortini, ancora Tush, gioca ancora
con i secondi a sua disposizione Fortini. Nel frattempo qui l'occasione per l'L84 con Ducci che in due tempi allontana il pallone più che può. Rodriguez, l'appoggio dove c'è Liberti, si fa vedere Raguso da quelle parti, autore del momentaneo 2-0. De Oliveira, lo scambio fra i marcatori in casa L84 questa sera, prova a disegnare una traiettoria in profondità qui Raguso, senza però riuscire nell'intento. Si riparte con un nuovo possesso Sandro Abate con Ducci. Galletto, l'aggancio, poi prova a lanciare il più lontano possibile, voleva un movimento centrale da parte di Darici che invece era scappato via in profondità. 16:27 sul cronometro di questo secondo tempo, è partito col botto il secondo tempo della Sandro Abate con due gol che hanno cambiato lo spartito del match. Ancora un po' di confusione in questa fase, Raguso allontana più che può. Rimessa laterale in favore della Sandro Abate, che nel frattempo ha trasformato l'azione da difensiva in offensiva. Mello prova a scavare, dove però è terra di nessuno. Le indicazioni da parte di Luccio. Nessuno può arrivare su questo pallone. Il nuovo possesso riconsegnato all'L84. Si prende un rischio qui Rodriguez, alla fine ne esce bene con una magia particolarmente insidiosa, almeno potenzialmente. La ripartenza Sandro Abate che non si concretizza con il mancato aggancio da parte di Everton. Fortini prova a dialogare con Liberti, ci riesce solo per un attimo. Mello approfitta della deviazione del numero 9 per riappropriarsi della sfera. Nel frattempo l'ingresso di Capitan Botta. Fuori Mello. Di Luccio. Everton prova a cucire con questa palla scavata dove non può arrivare Maltauro, troppo lunga la traiettoria disegnata dal 22 per il 9. Fortini, Salas che nel frattempo si rivede in campo, palla che esce, supera interamente la linea laterale. Match che si spegne un po' a livello di ritmi in questa fase. Botta, la verticale, c'è Maltauro a ricevere, sposta sul sinistro Maltauro, poi calcia verso la porta senza però centrare. Ancora una volta il bersaglio grosso si lamenta di qualche strattonata di troppo. Maltauro, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Raguso con la L84 che prova a stendersi in campo. Fortini prova la conclusione con il mancino. Everton ci deve soltanto assicurare che la palla esca. Ducci per la ripartenza. Maltauro cercato con il colpo di testa al centro dell'area. Raccoglie Everton. Pulisce definitivamente qui Fortini e regala la rimessa laterale alla Sandro Abate. Everton sul punto di battuta, si fa vedere Botta a rimorchio, palla dentro per Maltauro, regalata però una ripartenza, lei l'84 è un 3 contro 2, palla per Liberti, si libera anche da quella parte Fortini! Fortini che incrocia sul secondo palo e trova nuovamente il vantaggio, ancora avanti nell'84 con il gol di Giuliano Fortini. Azione con i tempi giusti dei piemontesi che trovano il destro, il piatto di Fortini che insacca alle spalle di Ducci per il nuovo vantaggio per la formazione ospite. Si riparte, Botta. Di Luccio all'indietro. Ducci per Maltauro. Non può arrivare su questo pallone il numero 9, lo avevamo detto in quell'occasione. Un'azione offensiva della Sandro Abate che aveva aperto la possibilità di ripartenza per l'L84. Se l'è preso quello spazio la formazione ospite che nel frattempo ci riprova con Tuli, trova Botta sulla traiettoria, nel frattempo aveva ripiegato all'indietro anche Di Luccio. Fallo laterale, Tuli che vuole proiettare
tutti sul secondo palo. Vuole provare a scavare al centro il numero 6. Necessario però l'ausilio in campo dello staff tecnico. C'è sudore sul parquet del Pala del Mauro. Si può ricominciare a giocare. Tuli sul punto di battuta. 14:38 sul cronometro. Lascia la battuta a Cuzzolino. È uno scambio. 1-2. Se lo divora qui il 17. Occasionissima per Cuzzolino che non trova la porta. Davvero a due passi con tutta la difesa già battuta. Cuzzolino davanti a Ducci non riesce a fare probabilmente la cosa più semplice, o quantomeno a centrare il bersaglio grosso. Si riparte con l'azione capovolta e quindi Everton, la metà campo avversaria, trova Maltauro in verticale. Vediamo se gliela dà di ritorno. Sì, forse con un attimo di ritardo, e quindi innescata la ripartenza per la L84. Cuzzolino perde palla, Maltauro per ricostruire. Everton riceve, poi cambia lato, traiettoria orizzontale però molto rischiosa. Cuzzolino, la scivolata di Di Lucio che però non è funzionale. Poi Cuzzolino prende un colpo, no, perché si gioca, secondo il direttore di gara, tutto regolare. Una fase molto confusa del match, che però si chiude con una rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Nel frattempo arrivano i cambi, dentro nuovamente Darici e Galletto, fuori Di Lucio e Maltauro. Ducci si prende un rischio ma trova comunque Everton. Galletto trova Botta, vediamo se gliela dà di ritorno. Botta sceglie centralmente Everton, ultimo tocco è il suo. Salas lo sa e protegge l'uscita del pallone, ma trova anche un prezioso calcio di punizione per allentare un po' i ritmi. E arriva il primo fallo cumulativo anche per la Sandro Abate in questo secondo tempo. 13:55, qualcosa in meno sul cronometro al termine del secondo tempo. Josico trova Salas che viene colpito dal pallone piuttosto che viceversa e non trova la porta. Rivediamo, anche un po' sfortunato in questa occasione Van der Salas. Pallone che viaggia veloce verso di lui, praticamente impossibile trovare la coordinazione per centrare la porta. Si riparte con la rimessa laterale, zona offensiva per la Sandro Abate. Victor Mello, Di Lucio che gioca con la maglia del portiere, power play. Galletto, palla ancora per Victor Mello. Di Lucio, ancora Galletto sull'out di sinistra. Mello, scambi chiaramente reiterati. Galletto con un po' di spazio, la risposta puntuale di Rodriguez. La parata del numero 28 che è entrato con la concentrazione giusta dopo che una scelta tecnica l'aveva visto scavalcato nelle gerarchie per questa sera da Victor Lopez. Mello gira, si gioca ancora con il possesso Sandro Abate. Di Lucio, Mello va da Galletto, tanti scambi, tanti passaggi. Di Lucio la lascia lì per Everton che litiga un po' col pallone, prova ad approfittare di questa brevissima disattenzione di Berti. Ha ragione il numero 9 che mette la palla in out con l'ausilio di Cuzzolino. Nel frattempo abbiamo rivisto anche l'occasionissima tra i piedi di Gennaro Galletto, ostruita dal gran lavoro fra i pali da parte di Rodriguez. Mello, Di Lucio, eccolo il taglio dove c'è Darici, l'uscita ancora una volta con i tempi giusti da parte di Rodriguez. Rimessa laterale in zona d'attacco ancora per la Sandro Abate. Victor Mello, l'invenzione di Di Lucio di qualche istante fa che ha tagliato all'improvviso a cercare Darici, eludendo il lavoro di pressing da parte della L84. Di Lucio, Mello,
Lo scambio con Darici verticalmente. Galletto servito al limite dell'area di rigore. Ancora Di Luccio che gira, l'ingenuità e la possibilità non sfruttata da parte di Josico, che non trova la porta. Ci ha provato da casa sua. Nel frattempo qui rivediamo l'occasionissima di qualche istante fa in favore della Sandro Abate, con Darici che trova ancora una volta un ottimo Rodriguez questa sera. Ducci la deve rimettere in gioco. Nel frattempo arrivano le indicazioni in casa Sandro Abate, addirittura da parte di Alex, proprio accanto a noi, destinate alla panchina di mister Basile. Torna in campo con la maglia del portiere Di Luccio. Galletto per Victor Mello, palla ancora per il numero 16. La mette giù Galletto. 11:40 sul cronometro di questo secondo tempo, effettivi al termine della seconda frazione di gioco. Di Luccio, ancora Mello, Galletto, Darici dentro. Aveva provato a costruire, passando anche per l'area di rigore, la Sandro Abate. Adesso è stabilmente in possesso del pallone. Darici si fa vedere alle spalle della difesa. La palla però ce l'hanno ancora Mello ed Everton, che scambiano. Si propone Galletto, servito adesso sull'out di sinistra il numero 2. Eccolo Galletto, libera il mancino, trova Liberti con il tiro e la deviazione, che si rifugia in out. Ancora rimessa laterale, ha provato a giocare anche d'astuzia qui Liberti, rimessa che però non era sua. Sorrisi anche con la squadra arbitrale. Cambio di lato, Galletto la mette giù, se l'è trascinata in out, però secondo il direttore di gara rientra in porta Ducci. Nel frattempo la mossa del power play se la gioca anche l'L84 con De Oliveira con la maglia del portiere. Deve immediatamente tornare in panchina però. Il cambio con Rodriguez già effettuato. Si gioca ancora con Di Luccio in campo con la maglia del portiere, quindi 5 giocatori di movimento per la Sandro Abate. E non siamo neppure a metà del secondo tempo. Risultato che dice Sandro Abate 2, L84 3. Di Luccio la lascia lì per Victor Mello, un po' di spazio per calciare, un altro scarico per Di Luccio. Altro giro dove c'è Gennaro Galletto, autore del gol che ha riaperto le danze qui al Pala del Mauro. Invoca pazienza proprio sotto i nostri occhi Alex. Everton prova a calciare verso la porta, trova sulla traiettoria Josico. Darici chiama palla, scelto ancora Victor Mello. Everton ancora, il taglio per Di Luccio, alle spalle della difesa c'è Galletto che attende palla. Palla che non esce oramai da un paio di minuti almeno. Tanti cambi in casa Sandro Abate, con Botta e Maltauro che scalpitano. Galletto cambia, Everton riceve, poi prova a chiudere, si apre una prateria per la L84 che approfitta della porta sguarnita per siglare il gol del 4-2. Ha segnato Giuliano Fortini. La doppietta personale di Fortini, che prima trova il 3-2 e poi sigla anche il gol numero 4 per i suoi. Cala il poker l'84 dopo che in avvio di questo secondo tempo la Sandro Abate, che in questo momento è spinta in una maniera importante dalla cornice di pubblico del Pala del Mauro, aveva rimontato il doppio svantaggio. Si gioca Mello, cambio con Everton, un po' di spazio per calciare. Rodriguez risponde presente, rispedisce il pallone a Victor Mello. Si gioca ancora con il possesso Sandro Abate. Di Luccio, un po' di spazio per lui, ancora lo scarico per Mello, altro appoggio per Darici. Galletto, giro palla, ancora Mello, ancora Everton che allunga dove c'è Di Luccio. Cuzzolino si frappone, la palla che rimane in campo con Darici, l'ultimo tocco è suo. E Ducci che ritorna fra i pali, e De Oliveira
che ridà il cambio a Rodriguez. Si gioca con il possesso L84, 8:51. 8:51 sul cronometro al termine del secondo tempo. 4-2 in favore della formazione ospite. Il risultato, il regalo da parte della L84. Vediamo se ne approfitta la Sandro Abate, con Galletto che forse prende un colpo. Si gioca Victor Mello, palla ancora in gioco, Darici che riceve sull'out di sinistra. Eccolo ancora il cambio, quindi di Lucio in, oltre che ovviamente Ducci out. Rischiosa la trama della Sandro Abate in avanti. L'ultimo tocco è di Liberti, arriva però la sirena a dire stop almeno per il momento. Time out in casa L84, che vuole respirare un po' dopo momenti di difesa sacrificata, con la Sandro Abate che sta giocando con 5 giocatori di movimento oramai stabilmente da 4 o 5 minuti o anche qualcosa in più. Ha provato a rispondere con la stessa arma Mister Rios, senza però riuscire a concretizzare definitivamente, oltre ovviamente al gol del 4-2 arrivato con la porta sguarnita in casa Sandro Abate. Nel frattempo dagli altri campi, la Sala Consilina e Napoli è ancora 0-2, tra Feldi Eboli e Roma invece il risultato si assesta sul 3-0 in favore della formazione ospite, e quindi Roma in vantaggio per 3-0 con gol di Gonzales e Fortino. Il rosso per Gaio in casa Eboli. Ancora da capire di chi è stata invece la terza rete a San Rufo. Nel frattempo arriva anche il gol del Sala Consilina proprio mentre chiacchieriamo. Accorcia le distanze lo Sporting, risultato che quindi da questo momento dice 1-2 a San Rufo. Si torna a giocare al Pala del Mauro. Tra qualche istante il fischio dell'arbitro per sancire la ripresa del gioco dopo il time out, arrivato in un momento molto caldo del match, con la Sandro Abate che era riuscita a riagguantare il risultato, a trovare il pareggio, con la L84 che poi si è reiscritta al match. Ha trovato prima il 3 e poi il 4-2. Di Lucio. Maltauro all'indietro, ancora Di Lucio. Prova a girare dove c'è Darici. Mello. Giro palla. Maltauro, l'ultimo tocco è il suo. Messa laterale in favore della Sandro Abate, no. Non è questa la decisione arbitrale. Aveva esultato come un gol Mister Rios. Nulla di fatto. Rimessa laterale in favore degli avellinesi, che la rimettono in gioco. Abbiamo superato il 12° di questo secondo tempo. Galletto prova a scavare, Di Lucio propone al centro, Liberti arriva prima di tutti, Maltauro disturba. Sandro Abate ancora in possesso con Mello. Palla per Di Lucio. Altro scarico per Victor Mello. Finiscono giù nel frattempo Galletto e Tuli, con il fischio del direttore di gara. Calcio di punizione in favore dei piemontesi. Segnalata la condotta di Gennaro Galletto, che insisteva nel voler disturbare il 6 della L84. Si gioca De Oliveira, perde palla all'84. Ducci, Maltauro riceve, era Darici pardon che sposta proprio per Maltauro con il ginocchio Cuzzolino. Rodriguez si prende un rischio, la prende, alza la voce Mister Rios.
Cambi in casa dell'84, si gioca. 6:55 sul cronometro. Mello riceve. Di Luccio ancora in campo con la maglia del portiere. Galletto, un po' di spazio per calciare. Vediamo se è arrivata la deviazione. No, non è arrivata, si gioca. È l'84 che prova a ripartire con Josico. L'ultimo tocco è del capitano dei piemontesi, che nel frattempo lamenta perché non voleva questo pallone sui piedi da parte dell'estremo difensore. Mello gira, Galletto stoppa, si passa ancora anche da Maltauro. Centralmente non c'è nessuno, solo l'L84 che fa molta densità. Di Luccio, Darici prova a farsi vedere alle spalle della difesa, Galletto invece prova a entrare, servito Darici, eccolo l'assist per Mello, si torna da Di Luccio, ancora Mello che scava, Cuzzolino esulta come un gol il 17, allontana il pallone più che può e si rifugia in out, si ripartirà ancora dalla rimessa laterale in favore della Sandro Abate, momento decisivo del match. Di Luccio qui scava, un pallone complicato da mettere giù. Arriva il cambio con Ducci, dentro anche Botta al posto di Victor Mello per respirare un po' il brasiliano. Esce e lascia spazio al capitano in campo quest'oggi, Vincenzo Botta. Nel frattempo ci prova l'84 con De Oliveira proprio sotto i nostri occhi. Ancora la risposta di Ducci. Fortini sul punto di battuta di questa rimessa laterale in favore della L84. Eccolo il numero 7, prova a scavare, una traiettoria sbilenca di cui si può appropriare facilmente Ducci, che poi non riesce a servire con i tempi giusti Galletto. La ripartenza dell'84, Raguso prova a saltare Botta sul suo lato, palla che esce però durante il tentativo di dribbling del numero 80, che lascia un po' di spazio nuovamente ai soliti noti in casa L'84. In campo ci sono Tuli, Josico, Liberti e Cuzzolino, oltre che ovviamente l'estremo difensore che è Kaique Rodriguez. Darici non riesce a tenere questo pallone in campo, regala la rimessa laterale all'L'84. 5:15 al termine di questo secondo tempo, risultato che dice 4-2 in favore della formazione ospite, con i gol decisivi di De Oliveira, Raguso e di Fortini, che ne ha messi a segno 2, raggiungendo quota 11 in stagione, tenendo conto anche della regular season. Everton all'indietro, lo scambio con Victor Mello, Darici, Everton, Mello scambia ancora con il 22, pazientemente alla Sandro Abate. Nel frattempo il power play stavolta non lo fa Di Luccio ma Maltauro, chiama il giro palla il numero 9, eccolo l'assist da parte di Victor Mello, che ha un po' di spazio anche per andare centralmente, si rifugia ancora in una maniera defilata da Darici. Nel frattempo il tentativo da parte di Liberti per scaraventare via il pallone, magari avvicinarsi anche al bersaglio grosso, palla che esce, si ripartirà dunque dalla rimessa in gioco con le mani da parte di Daniele Ducci, che batte e poi rifà il cambio dietro Maltauro. Mello, Everton all'indietro, ancora Victor Mello, servito, ancora Everton, Sandro Abate che prende metri e si avvicina alla porta. Maltauro, la sportellata con Cuzzolino, l'ultimo tocco è suo. Tuli,
La sportellata vincente di Vitormello. Nel frattempo si era preso anche un rischio Maltauro rimanendo lì, con Alex dalla nostra postazione che praticamente invocava la corsa per rieffettuare il cambio. Everton. Mello. Darici ancora dal numero 8. Palla nuovamente indirizzata ad Everton, che prova a giocare anche con un'eventuale deviazione di Yosico, che non c'è. C'è l'esterno della rete e un nuovo possesso riconsegnato alla L84. Altri cambi per i torinesi. Nel frattempo si resta sul 3-0 a Eboli in favore degli ospiti della Roma, tra Sala Consilina e Napoli. È ancora 1-2 il risultato. (3:22) si gioca. Ripartenza L84 clamorosa. Tuli a porta vuota. Tuli. Lo sigla lui. Il gol del 5-2. L84 che centra il triplo vantaggio al Pala del Mauro. Ancora una volta la porta sguarnita che chiaramente incentiva la traiettoria di tiro da parte del numero 6 Tuli, che sigla il gol del 5-2. Interrotto un lavoro che proseguiva imperterrito da minuti per gli irpini, che nel frattempo sono ancora lì a riprovarci. Non si trova con Everton, stavolta Di Lucio, che rilascia il posto a Ducci. 3 minuti alla fine, 3 i gol di distanza fra le due compagini e la consapevolezza che tutto, ma davvero tutto, può succedere in questo sport. Darici cuce dentro per Galletto. Rodriguez fa la voce grossa da quelle parti. L'occasione che avrebbe potuto riaprire il match, intercettata da un ottimo Kaique Rodriguez, così come ottima è la prova di Cuzzolino, che intercetta la trama offensiva di Darici. Rivediamo qui la parata di posizione da parte di Rodriguez. Si gioca ancora Galletto. Rodriguez a dire di no, ancora a dire di no. Everton all'indietro per Vitormello. 2:35. Everton riceve sull'out di destra. La sportellata ancora una volta di Galletto ai danni di Fortini, ancora una volta ravvisata e penalizzata dal direttore di gara, con Galletto che chiede spiegazioni e l'arbitro che fa il gesto dell'abbraccio. Ancora necessario l'intervento da parte dello staff tecnico, con Vitormello che proprio sotto i nostri occhi lamenta un po' con la propria panchina, un po' con l'equipe arbitrale, dei falli che sono stati fischiati nelle ultime 2 occasioni a Gennaro Galletto, che ravvisa ai suoi danni un fallo precedente. Nel frattempo qui l'84 che tenta la ripartenza con Liberti, che non può arrivare su questo pallone proposto dalle retrovie. Si gioca Galletto. Mello ancora per Gennaro Galletto. Darici all'indietro. Vitormello riceve. Everton si libera un po' di spazio per lui. Di Lucio si passa ancora dal 22. Cambia lato Di Lucio, capisce tutto in anticipo Tuli. Galletto, si apre uno spazio per Everton, che non riesce a trovare la coordinazione giusta per calciare. Si gioca con Everton che però rimane a terra e Di Lucio che mette palla in out perché vuole giocare con 5 giocatori di movimento. Chiaramente incide anche la volontà di sapere se è tutto a posto per il suo compagno, che si tocca ancora all'altezza del ginocchio, stavolta della gamba sinistra, dolorante neanche poco. Everton. Ancora necessario l'intervento dello staff medico
la scelta da parte della panchina. Nel frattempo è Galletto out, Maltauro in. Ancora ghiaccio per Everton quando manca 1 minuto e 53 secondi effettivi al termine. Nel frattempo rivediamo qui l'occasionissima con Darici che ha provato a mettere una palla pulita a rimorchio al limite dell'area di rigore per Everton. Ha cerchiato da più interpreti L84. Decisivo l'intervento di Cuzzolino, che poi ha innescato anche una ripartenza. È arrivato un contatto evidentemente falloso, se ne è accorto il direttore di gara. Everton interno per Maltauro. Di Luccio si trascina la palla in out. Eccolo il cambio con Ducci. In campo nuovamente Van der Salas, c'è anche Raguso per la L84. Quando a palla vuole gente veloce, quando invece non è in possesso della sfera si accontenta di chi sa difendere bene e lo sa fare di mestiere. Salas ottiene la rimessa laterale, 1:23 al termine. Fortini, Raguso prova a scavare, dove però non può arrivare Liberti. Darici sul punto di battuta, 1:18. Litiga un po' col pallone Mello, alla fine pulisce bene, poi Salas insiste da quelle parti, fa la voce grossa il 20. Darici cambia, Everton riceve, prova a cambiare lato ancora una volta per servire di ritorno il 23. Salas richiamato in out. Mello con la finta di corpo, allarga dove arriva Di Luccio, che cambia lato, poi con forse senza, anzi la coordinazione giusta, Fortini ha cercato la tripletta personale, il numero 7 non l'ha trovata per una questione di qualche centimetro, 57 secondi al termine. Di Luccio rimette in gioco la sfera, Everton la lascia lì per Victor Mello, tenta il tutto per tutto la Sandro Abate, il risultato però è complicato da rimontare. Sono 3 le lunghezze di distacco fra le due compagini. Everton ancora prova a metterla dentro, Cuzzolino con il braccio attaccato al corpo, respinge più lontano che può. Everton che ha movimento di Darici, Di Luccio però alla fine viene servito lui. Eccolo ancora Antonio Di Luccio, ancora Everton all'interno, sceglie l'opzione profondità, poi prova ad appoggiarsi internamente dove però non può arrivare nessuno. Palla ancora viva, ancora in possesso Sandro Abate. Di Luccio con la deviazione che non c'è da parte di Cuzzolino, porta sguarnita, si coordina il 17, palla fuori. Fase concitata del match. Darici per un'ennesima ripartenza, sono meno di 10 secondi al termine. Di Luccio da Everton, palla dentro per Maltauro, non può arrivare su questo pallone, arriva il gong, arriva la sirena, arriva il triplice fischio del direttore di gara fra Sandro Abate ed L84 Torino. Finisce 2-5, gara 1 di questi quarti di finale playoff scudetto Serie A quinto. Appuntamento ovviamente a gara 2 che si giocherà per il prossimo 12 giugno alle 20:30, questo venerdì al Palamaggiore di Leini. Eventuale gara 3 invece si disputerebbe ancora in Piemonte domenica 14 giugno con la società verdenera che ha già comunicato che per indisponibilità strutturali il match si giocherebbe al Palasport di Biella. Il saluto dei protagonisti in campo, ai quali si aggrega il saluto del sottoscritto. Da Raffaele De Chiara l'augurio di una buona serata.